Buonasera e bentornati con le informazioni di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario parliamo di Green Pass. A pochi giorni dall'introduzione dell'obbligo nelle aziende della certificazione verde non si notano particolari effetti sulle vaccinazioni. 4.000 prime dosi in meno nell'ultima settimana, oltre 100.000 potenziali lavoratori che non sono ancora vaccinati con alcune categorie economiche che a questo punto lanciano l'allarme. Primo servizio della serata. Nessun effetto Green Pass sulla richiesta di nuove vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia, anzi, negli ultimi giorni si è addirittura registrato un calo delle profilassi. Lo si rileva dai dati del Sole 24 Ore che rielabora i calcoli effettuati dall'AIFA. Se dal 25 settembre al 1 ottobre erano stati 16.635 le prime dosi somministrate, dal 2 all'8 ottobre queste sono state 12.039 con una diminuzione di 4.600 unità. In totale in regione sono 125.595 le persone dai 30 ai 69 anni, gran parte dei quali quindi sono potenzialmente in età lavorativa, a non essersi sottoposti ad alcun vaccino. La fascia d'età che detiene la maglia nera è quella dai 60 ai 69 anni, con il Friuli Venezia Giulia al penultimo posto in Italia in questa classifica. Se si calcola poi le dosi somministrate a ogni 100.000 abitanti, la nostra regione è al quintultimo posto, prima di Campania, Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e la provincia di Bolzano. I dati fanno emergere tutte le difficoltà in cui potrebbero trovarsi le aziende a partire dal 15 ottobre, quando il Green Pass, doppia vaccinazione effettuata o tampone negativo, diventerà obbligatorio. Un allarme già lanciato giorni fa dalle piccole imprese di artigiani. Avrà sicuramente ripercussioni anche nel mondo della piccola impresa, perché se io ho avuto conoscenza da alcuni nostri associati sì, che hanno 2 o 3 operai e se uno di questi non si vaccina vuol dire che è il 30%. A farsi sentire oggi è la Federazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia, che parla di tempesta perfetta nel settore causata dalla cronica mancanza di autisti, dal rincaro dei carburanti e ora dal Green Pass. Nel frattempo, già domani la certificazione diventerà obbligatoria per il personale dipendente delle residenze per anziani. La CGIL stima una domanda supplementare di circa 80.000 tamponi ogni 2 giorni, pare una media quotidiana di 40.000 tamponi, in gran parte aggiuntivi rispetto agli attuali 9-10.000 tamponi giornalieri. Per le circa 190 farmacie attive oggi in regione, spiega la CGIL, si tratterà di gestire una media di 200-250 test ciascuna, con i relativi tempi necessari per la gestione delle prenotazioni, l'accoglienza, l'esecuzione dei test, il pagamento e la gestione di eventuali esenzioni e rimborsi. Ci aspettiamo pertanto, avverte la CGIL, che le farmacie a gestione pubblica, quelle comunali, attingano alle graduatorie valide per rafforzare con nuove assunzioni ad hoc di farmacisti le proprie dotazioni organiche. E oggi a Trieste si è tenuto l'ennesimo sit-in da parte del movimento dei No Green Pass. Sentiamo con Andrea Pierini. Circa 200 persone si sono radunate subito dopo pranzo in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per protestare contro l'obbligo del Green Pass. La manifestazione non autorizzata è iniziata sotto la sede del comune per poi spostarsi vicino agli studi della RAI, dove era in corso una trasmissione in diretta. Si tratta del preludio alle manifestazioni di lunedì, quando sempre in città sono previsti 2 cortei, uno al mattino dei lavoratori e sindacati delle organizzazioni sindacali di base e poi nel primo pomeriggio i lavoratori portuali che partiranno dal varco del Porto Nuovo fino alla prefettura. Questo pomeriggio in realtà il sit-in di protesta era organizzato con il Tam Tam Web, ma senza alle spalle il collettivo Non Green Pass, e quindi anche i numeri rispetto alle manifestazioni della scorsa settimana sono stati decisamente contenuti. 56 le positività riscontrate oggi e su 4.618 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 contagi con una percentuale di positività dell'1,08%. Su 7.302 test rapidi antigenici ci sono stati 6 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, 42 pazienti in altri reparti. Da sottolineare che nell'ambito del sistema sanitario regionale si registra un positivo tra i tecnici di radiologia medica dell'azienda del Friuli occidentale. Allarme per la situazione economica e sociale di una famiglia su 5 in Friuli Venezia Giulia che non raggiunge i 6.000 euro di ISEE. Il Covid prosciuga le tasche dei friulani. Nell'anno dell'emergenza sanitaria, ovvero il 2020, una famiglia su 5 ha dichiarato di vivere in uno stato di povertà. Il 27% della popolazione della regione non raggiunge infatti i 6.000 euro nella dichiarazione dell'ISEE.
A rielaborare i dati provenienti dall'INPS è stato il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo. L'ISEE è l'indicatore che individua le condizioni economiche effettive delle famiglie prendendo in considerazione il reddito, il patrimonio immobiliare e immobiliare e le varie caratteristiche del nucleo familiare. Si tratta di uno dei principali criteri di accesso alle prestazioni sociali erogate dagli enti pubblici. Ebbene, solo il 13,3% dei nuclei familiari presenta un ISEE superiore a 30.000 euro, che caratterizza una situazione economica di sostanziale agiatezza. Si è invece allargata negli ultimi anni la platea dei nuclei familiari che richiedono le misure nazionali e regionali collegate al reddito di cittadinanza, al bonus bebè e alla carta famiglia regionale. Inoltre nel 2020 si è osservata una sensibile crescita nei nuclei familiari con un ISEE corrente, che sono raddoppiati in regione da 1.132 a 2.457. Si tratta di un evidente sintomo della crisi economica legata alla pandemia, in quanto l'indicatore corrente permette un aggiornamento nel caso di un significativo peggioramento della situazione lavorativa o economica, ad esempio a seguito della perdita dell'occupazione. Oggi ricorrono i 58 anni dalla tragedia del Vajont, nel quale morirono 1917 persone, ci furono centinaia di dispersi, tanti messaggi che sono arrivati dal mondo della politica. Fu una catastrofe ambientale, commenta il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, il cui ricordo è monito sempre attuale sull'improrogabile necessità di preservare l'ambiente e la sua integrità. Un messaggio giunge ai suoi profili social anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che dice: il 9 ottobre è una data carica di significato per la nostra comunità regionale, un commosso ricordo e una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont. Tra i messaggi giunti anche quello del sottosegretario alla transizione ecologica Vannia Gava. L'immane tragedia del Vajont, dice Gava, è una ferita aperta non soltanto per la nostra terra, ma soprattutto per le anime di chi in quelle ore ha perso i propri cari. Infine, per l'onorevole Deborah Serracchiani del PD, la tragedia del Vajont resta un esempio tra i peggiori per speculazione, ignoranza, depistaggio e disprezzo dell'ambiente e dunque da inchiodare nella nostra memoria perché simili errori e crimini non si ripetano più. E ora la cronaca: versa in gravissime condizioni un 32enne di Faedis che intorno alle 13:30 ha perso il controllo della sua moto in maniera autonoma andando a schiantarsi sull'asfalto a Godia di Udine. Soccorso in codice rosso dall'equipaggio di un'ambulanza, è stato accolto in ospedale a Santa Maria di Misericordia di Udine. Hanno picchiato con calci e pugni, colpendolo anche quando era a terra, un ragazzo autistico che in bicicletta aveva casualmente urtato una ragazza, poi sono scomparsi. La polizia della questura di Pordenone li ha individuati, si tratta di due minorenni di 15 e 17 anni. La violenza è accaduta 2 giorni fa lungo la pista ciclabile. Il ragazzo autistico di 18 anni, dopo aver urtato la ragazza senza causarle particolari danni, si è spaventato. L'adolescente che era con la giovane ha preso le difese di quest'ultima e, fraintendendo la sua reazione, lo ha aggredito con calci e pugni. Quest'ultimo è stato portato in pronto soccorso. Varie e gravi anche le ripercussioni psichiche sul ragazzo. Voltiamo pagina. Domani si chiude Casa Moderna alla Fiera di Udine, soddisfatti gli operatori che hanno fatto grandi affari. Sentiamo l'amministratore unico Lucio Gomiero. È un risultato positivo da tanti punti di vista. Abbiamo avuto una partecipazione istituzionale non indifferente, sia in fase di apertura con l'assessore, il Presidente del Consiglio, diverse autorità. Ieri però è passato anche il Presidente Fedriga. Quindi da quel punto di vista ottimo. Dal punto di vista della partecipazione degli imprenditori abbiamo visto che sono tornati dei grandi brand, ma abbiamo anche consolidato le relazioni con chi ci vuole bene e quindi ha continuato ad essere presente gli artigiani in primis. Terzo, i visitatori. I visitatori hanno potuto godere di uno spazio bello anche all'esterno, molto ben organizzato all'interno, e abbiamo rilevato dagli espositori che si sono fatti più affari degli altri anni. Come si concluderà domani la manifestazione? Non ci saranno eventi significativi, eccetto uno importante al padiglione della sicurezza, perché abbiamo un padiglione sicurezza fatto con il team del CEFS e dove ci sarà anche l'assessore Rosolen che consegnerà un premio a quello che è l'escavatorista di questo concorso che è stato lanciato. Fra l'altro va fatto i complimenti perché il tema della sicurezza è trattato molto bene con questo nuovo macchinario, con questo nuovo simulatore che verrà ufficialmente proprio inaugurato domani. E domani si terrà la 53esima edizione della Barcolana. Previsioni ideali anche se complesse e sole per la regata più affollata del mondo. Vediamo.
Le previsioni parlano di sole e di bora intensa al mattino, in calo durante la giornata. Domani nel Golfo di Trieste alle 10:30, anche se le condizioni meteo potrebbero costringere il comitato organizzatore a posticipare lo start e a lasciare a terra le barche più piccole come le passere, il colpo di cannone darà il via alla 53esima edizione di Barcolana. Nel 2020 il meteo aveva impedito per la prima volta nella storia lo svolgimento della regata. In questo 2021 il rischio non dovrebbe esserci, perché se è pur vero che ci sarà un po' di bora, il meteo regalerà comunque una giornata bella. 13 le miglia che le oltre 1700 imbarcazioni iscritte dovranno percorrere prima di tagliare il traguardo, posto ormai da alcuni anni davanti al Molo d'Ace. 3 le barche in lizza per la vittoria: Arca SGR di Furio Benussi, Way of Life di Gasper Vincent, equipaggio che ha vinto l'edizione 51 a bordo però di un altro scafo, ovvero quel Maxi Iena, oggi passato in mano a un team del Montenegro, ma troppo leggera per le condizioni previste. E poi Porto Piccolo Prosecco Doc, la terza delle favorite. La curiosità è che tutte le barche papabili per la vittoria hanno già trionfato in Barcolana con altri nomi e altre livree, e quasi tutte sottoposte poi a importanti operazioni di refitting. La festa a terra invece non si fermerà con stand aperti e il consueto spettacolo che si può godere dalle rive cittadine. Chiudiamo con 2 notizie che arrivano dal mondo dello sport. La prima, una bella notizia: la nascita del secondo figlio per Alessandro De Marchi, il ciclista friulano. Lo vediamo qui ritratto con la compagna Anna, che ha dato alla luce Giovanni, secondogenito dopo il piccolo Andrea. E la seconda notizia è la vittoria dell'Udinese oggi nell'amichevole contro gli sloveni del Tabor Cesana per 2-1. Vittoriosi i friulani grazie al gol di Beto al 90°. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.